Porto Libero. Trovato il presunto responsabile dello stupro al Molo 5, un minorenne con precedenti penali a carico. Gravissimo incidente stradale lungo l'autostrada nei pressi di San Donà di Piave con l'auto sotto un tir, una donna ha perso la vita. Trovato con 18 ovuli nella pancia, un nigeriano è stato arrestato dai Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego di Venezia. La gestione della croceristica a Venezia tra gli argomenti al centro dell'Assemblea Generale della CGIL. Secondo il segretario generale, dopo l'incidente di domenica, la sicurezza deve prevalere su tutto. La CGIL punta l'indice sull'evasione fiscale in Veneto, oltre 9 miliardi di imposte evasi che pesano per l'8,5% sulla quota di evasione nazionale. Grande successo per i ragazzi dell'Irigem, tra i vincitori del concorso disegna a fumetti la carta etica dello sport. Male la gara d'andata dei play-out per i ragazzi di Mister Cosmi, battuti dalla Salernitana 2-1, il ritorno si gioca domenica al Penzo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con i telegiornali di Antenna 3 Venezia. Dunque lo avete sentito, è stato trovato il presunto responsabile dello stupro al Molo 5. Si tratta di un ragazzino, un minorenne che ha già precedenti penali a carico. A distanza di poche settimane, gli agenti della squadra mobile di Venezia, coordinati dalla Procura del Tribunale dei Minori, hanno individuato il presunto autore della violenza sessuale a danno di una diciottenne avvenuta nel giardino della discoteca Molo 5 di Marghera nella notte tra il 19 e il 20 maggio. È un quindicenne del posto con numerosi precedenti penali commessi in concorso con coetanei, soprattutto reati contro il patrimonio. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia sporta dalla ragazza che si era presentata al pronto soccorso di Mestre e con i genitori aveva raccontato il fatto. A confermare la versione, le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del locale che avevano inquadrato i momenti in cui i giovani si appartavano. Questa notte il quindicenne è stato arrestato e portato nel penitenziario di Treviso. Il Molo 5 resta chiuso come da provvedimento ordinato dal questore Masciopinto. Intanto il GIP del Tribunale dei Minori ha deciso di inasprire le misure cautelari dei due degli adolescenti coinvolti nell'operazione di contrasto alle baby gang. Il trevigiano, arrestato con 200 grammi di marijuana in casa, che inizialmente aveva avuto gli arresti domiciliari, è stato invece portato in comunità. L'altro, tra gli autori della tentata rapina a un bengalese per strada a Mestre, è stato invece trasferito dalla comunità al carcere. Il giudice ha deciso così per la cattiva condotta tenuta nella struttura d'accoglienza. E ora il gravissimo incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada nei pressi di San Donà di Piave, dove ha trovato la morte una donna. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a una donna che viaggiava a bordo di un'automobile lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste nei pressi dell'uscita del casello di San Donà di Piave. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale. Secondo quanto comunicato da Autovie Venete, la macchina con targa svizzera stava percorrendo la corsia centrale nel tratto a 3 corsie e avrebbe urtato un veicolo finendo nella carambola addosso al furgone. Un impatto violentissimo. La passeggera è deceduta sul colpo. Il conducente invece è uscito dall'auto con ferite lievi. L'incidente si è verificato attorno alle 13:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del SUEM 118 e di Autovie Venete. Il casello è stato chiuso sia in entrata che in uscita. Code si sono formate fra Meolo, Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. La gestione della croceristica a Venezia tra gli argomenti al centro dell'Assemblea Generale della CGIL del Veneto. Secondo il segretario generale Maurizio Landini, dopo l'incidente di domenica, la sicurezza deve prevalere su qualsiasi scelta. Io su questo ho sentito nella relazione il segretario regionale, tra un po' credo interverrà anche il segretario della CGIL di Venezia. Io condivido che rispetto anche a quello che è avvenuto ultimamente, sia necessario far prevalere la sicurezza e la qualità sia della vita delle persone
sia dell'ambiente. Quale futuro per le grandi navi a Venezia? Dopo il disastro sfiorato domenica sul canale della Giudecca, il tema entra di prepotenza anche all'Assemblea Generale della CGIL del Veneto. Accanto all'economia, al lavoro, al DEF, allo sblocca cantieri e alla riforma fiscale, inevitabilmente si parla di crocieristica in laguna, anche perché, ironia della sorte, l'Assemblea si svolge proprio in un terminal della stazione marittima di Venezia. Venezia era una città riconosciuta nel mondo anche prima che le grandi navi potessero entrare, no? Quindi credo che occorra agire con intelligenza e occorra da questo punto di vista affrontare il tema dello sviluppo, mi permetto di dire, del turismo e dello sviluppo della cultura anche del nostro paese in modo diverso, perché su questo versante noi avremmo un paese, quindi una penisola, un'Italia che dovrebbe ragionare in modo diverso su come unire turismo e cultura. Potrebbero anche rimanere fuori dalla laguna. Sì, potrebbero, questa è tutta una discussione da fare, io non ho alcun pregiudizio né alcun elemento precostituito, le stavo facendo un ragionamento che penso che anche qui manca un piano nazionale. A ragionare su una visione d'insieme ha invitato anche il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, evitando i campanilismi che sembrano contrapporre la soluzione Chioggia, caldeggiata dal Ministero delle Infrastrutture, alla soluzione Marghera, preferita da Comune e Regione. La terza ipotesi, fuori le navi dalla laguna, magari con approdo a Lido o Malamocco, potrebbe invece avere molti sostenitori tra i partecipanti alla manifestazione che si terrà sabato alle Zattere, a pochi passi dal luogo dell'incidente. Già annunciata a caldo a San Basilio, proprio davanti alla nave della MSC, e per la quale si prevede una grossa partecipazione. La gestione della crocieristica in laguna non è stato naturalmente l'unico tema trattato nel corso dell'assemblea della CGIL. In particolare il sindacato ha puntato l'indice sull'evasione fiscale in Veneto. Il Veneto sembra costellato da imprenditori umili con un reddito medio di appena 23.173 euro, che superano di soli 1.800 euro all'anno la media dei lavoratori dipendenti, una media peraltro già ridimensionata da una quota significativa di part-time, lavori a termine e stagionalità. E ancora, in una regione ricca come la nostra, solo l'1,5% dei contribuenti IRPEF dichiara un reddito superiore ai 100.000 euro. Cifre diffuse dalla CGIL del Veneto, che ha affrontato la questione a Venezia in un attivo di 500 delegati provenienti da tutta la regione, arrivando ad una conclusione. Noi abbiamo una realtà che ogni anno produce qualcosa come 9 miliardi di euro di evasione fiscale e questo è un fatto inaccettabile. È un fatto inaccettabile innanzitutto perché poi carica tutta la pressione fiscale su una parte di cittadini, a cominciare dai lavoratori e dai pensionati che, come è noto, le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo. Ma è inaccettabile anche perché rappresenta un fattore distorsivo dell'economia, della stessa concorrenza leale e trasparente. Gli oltre 9 miliardi di imposte evase stimate in Veneto dalla CGIL pesano per l'8,5% sulla quota di evasione nazionale, in una regione che produce il 9,3% del PIL italiano. Mi viene in mente tutto il settore ad esempio degli appalti, subappalti, che è un modello di impresa che oltre a sfruttare il lavoro, oltre ad abbassare la qualità anche dei servizi, è anche occasione per evadere contributi e tasse. Abbiamo delle vere e proprie fabbriche di evasione che sono state scoperte dal meritorio lavoro della Guardia di Finanza, delle forze di polizia. Abbiamo anche un problema di infiltrazioni criminali, perché l'evasione è il terreno più fertile per così dire, determinare anche l'insediamento di queste realtà. La CGIL chiede più lotta all'evasione fiscale e una rimodulazione dell'IRPEF che abbassi la tassazione sui redditi da lavoro e da pensione. Bocciata invece la flat tax che, oltre a gravare sul bilancio dello Stato, secondo la CGIL penalizzerebbe i redditi sotto i 10.000 euro, con vantaggi direttamente proporzionali al crescere della ricchezza. Torniamo proprio alla cronaca. Scoperto con 18 ovuli nella pancia, un nigeriano è stato arrestato dai Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego di Venezia.
Nell'ambito del controllo del territorio svolto dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Venezia, nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre, i militari hanno arrestato un 30enne nigeriano trovato con 21 grammi di stupefacente tra marijuana e cocaina, più altri ovuli nell'intestino. Pattugliando il sottopassaggio della stazione, i militari hanno intercettato il ragazzo grazie al cane antidroga Derrick. A quel punto si è visto costretto a consegnare l'involucro con la marijuana. La strana postura assunta dal Corriere e le smorfie del viso hanno però indotto i finanzieri a portarlo all'ospedale di Mestre, dove gli esami radiografici hanno confermato che nell'addome aveva ben 18 ovuli per un totale di 10 grammi di cocaina. Per il giovane irregolare sul territorio è scattato l'arresto. Giudicato per direttissima, è stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione, pena sospesa con contestuale divieto di dimora nella provincia di Venezia. 474 donne e uomini in divisa per i presidi veneti sono gli operatori delle forze dell'ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province del Veneto. L'annuncio è arrivato oggi proprio dal Viminale, in particolare un contingente interforze di 334 unità sarà operativo dal 1° di luglio nell'ambito di un potenziamento degli uffici predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti. 211 quelli previsti a Venezia. In una nota però il segretario del sindacato di polizia regionale Mauro Armelao nota che solo 12 sono agenti della polizia di Stato. Mi appello ai parlamentari eletti in provincia di Venezia, dice, non è possibile inviare solamente 12 aggregati e solo per un mese, dal 19 luglio al 19 agosto. Una continua presa in giro, conclude, da parte del Ministero. L'ospedale del Lido di Venezia ceduto alle suore mantellate di Villa Salus, operazione da circa 30 milioni di euro. L'accordo c'è, la firma anche. La fumata bianca nella trattativa di compravendita di cui si parlava da almeno 2 anni è arrivata. L'ospedale San Camillo degli Erberoni al Lido di Venezia passa di proprietà, dai Camigliani alle suore mantellate di Villa Salus. Cifre ufficiali per il momento non ci sono, ma si parla di una stima vicina ai 30 milioni di euro. La conferma della conclusione della trattativa è arrivata dalla comunicazione delle parti coinvolte di una riunione sindacale già convocata per martedì prossimo. C'è bisogno di un vero progetto della ricerca scientifica. San Camillo deve tornare ad essere un polo d'eccellenza per tutto il territorio e come sindacato all'incontro dell'11 giugno chiederemo garanzie precise su questo. Il cambio di proprietà naturalmente non avverrà dalla sera alla mattina. Ora che l'accordo è stato sottoscritto ci saranno 30 giorni di tempo per la trattativa sindacale e poi il necessario benestare della Regione Veneto che ha 6 mesi di tempo per ratificare il via libera. La conclusione formale perciò dovrà arrivare non più tardi del 20 febbraio 2020, ma l'intento è quello di arrivare al passaggio operativo entro fine anno. Finalmente si chiude un balletto che durava da troppo tempo sull'incertezza di quella struttura, un balletto che stava facendo perdere competenze e professionalità e adesso c'è bisogno di dare garanzie chiare al personale in servizio su dove opererà. Nella trattativa è stata confermata la volontà di mantenere il riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto a livello nazionale dal Ministero della Salute e di mantenere tutti i dipendenti in servizio. Ora ci fermiamo per qualche secondo, torniamo tra pochissimo e quindi rimanete con noi. Telegiornale di Antenna 3 Venezia, siamo di nuovo in diretta per parlare di elezioni amministrative, in particolare a Spinea, oggi a sostenere la candidatura di Martina Vesnaver è arrivato Luca Zaia. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica nei comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessuno dei candidati sindaco ha raggiunto il 50% più 1 dei voti. A Spinea è arrivato Luca Zaia per sostenere la candidatura a sindaco di Martina Vesnaver. Un incontro con cittadini e simpatizzanti per il quale si è scelto simbolicamente il villaggio dei Fiori, un quartiere con diverse criticità da risolvere.
Vesnaver è impegnata nel ballottaggio con il vice sindaco uscente Emanuele Di Tadi, che si è apparentato con il candidato civico Massimo De Pieri. Tra Vesnaver e Di Tadi, tra l'altro, non ci saranno altri confronti pubblici. Perché i confronti ci sono stati ampi per più di 2 ore. Abbiamo sviscerato quelli che sono i nostri programmi e i nostri punti di vista. Il mio era chiaro, il loro forse meno, nel senso che l'apparentamento di conseguenza avrà dovuto mischiare un po' le carte. Ritenevo superfluo un nuovo incontro, perché effettivamente saranno loro che dovranno spiegare alla cittadinanza su quali punti confluiranno. Martina Vesnaver ribadisce alcuni dei punti salienti del suo programma elettorale. Un programma semplice, programmatico, definito per punti. Portiamo di nuovo la politica e l'amministrazione vicino ai cittadini. Punteremo da subito alla riqualificazione e al censimento degli edifici pubblici dalle scuole. Fra 2 mesi le scuole si riapriranno, dovranno essere efficienti perché ospitano i nostri figli. Così con la manutenzione del verde, basta con un silenzio dei cantieri per le strade e poi negli ultimi mesi i disagi per tutti i cittadini. Le manutenzioni vanno programmate in modo da non creare disagio a tutti quanti noi. Grande successo per i ragazzi dell'Irigem, tra i vincitori del concorso Disegna a fumetti la carta etica dello sport. La carta etica dello sport interpretata a fumetti, con una super testimonial, Federica Pellegrini. A Palazzo Grandi Stazioni a Venezia si sono svolte le premiazioni della seconda edizione del concorso dedicato agli studenti veneti Disegna a fumetti la carta etica dello sport. E tra i premiati, unici nella loro categoria, i ragazzi dell'Irigem, l'ente di formazione professionale ricco di corsi con sede a Rosà. La scuola ha ben volentieri aderito alla carta etica dello sport e l'ha sottoscritta. E ha sottoscritto i principi che sono riconosciuti appunto in questa carta e i ragazzi del terzo anno del percorso multimediale hanno deciso proprio di prendere a esempio un principio e di illustrarlo attraverso una storia a fumetti, una storia che possa essere più vicina al linguaggio dei giovani, dei ragazzi. E mi sono molto ispirata al sistema scolastico americano, in cui c'è molto problema del razzismo, si tende a escludere sempre le persone che sono di colore, hanno problemi, ecco. E di conseguenza, visto che c'erano tanti articoli in cui parlava dell'importanza che lo sport è per tutti, allora abbiamo deciso di scegliere lo sport del pugilato e poi abbiamo voluto raccontare la storia di questo ragazzo afroamericano che voleva entrare nella squadra della scuola. Il tutto ha poi preso forma di fumetto, che si è aggiudicato il meritatissimo premio. Ci ha resi molto fieri di noi stessi. Non pensavamo di arrivare così tanto con il nostro lavoro, è stato di sicuro una fatica ben ripagata. Con la scuola e tutto il resto sono riuscito a portare bene avanti questa passione fino a portarlo al concorso. Tante volte si parla dei giovani come di persone che non conoscono la realtà, ma in verità sono molto sensibili, molto attenti e lo sanno anche scrivere e descrivere. Quest'anno rinnoviamo con un bando aperto alle scuole questa iniziativa, perché ha conosciuto un momento di festa, di partecipazione e anche di capacità di comprendere e condividere quelli che sono elementi che vanno oltre all'attività agonistica, ma il fatto di stare assieme con lo sport, di far crescere la nostra comunità con lo sport e far diventare anche i ragazzi cittadini del domani con le qualità che lo sport può trasmettere. Un'avventura meravigliosa, nel senso che sarà molto bello al termine del lavoro vedere come verrà rappresentata a fumetti. Lo sport, quello giocato, delusione per i ragazzi di Mister Cosmi che ieri sera nella gara di andata dei play-out sul campo avversario hanno perso contro la Salernitana per 2-1. Mi sono seduto sulla panchina aggiuntiva.
andrà a giocarsi l'accesso alla finale sul 2-2 nella serie, quindi occhi puntati sulla pallacanestro domani sera. Dopo i nostri telegiornali, come sempre, non perdetevi l'appuntamento con 20:10, parleremo di cinema e di quanto il Veneto può dare al cinema, ma spazieremo anche nel teatro, nello spettacolo. Ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli saranno Franco Os Noser, presidente Agis, e Marco Sartore, presidente ANEC Sale Cinematografiche. È tutto per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone africano prende possesso delle nostre regioni, ecco che dunque sarà un venerdì soleggiato e anche piuttosto caldo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà bel tempo con tanto sole ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto, salvo per qualche nube in più ma del tutto innocua sul Bellunese. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime comprese invece tra 22 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento pressoché ovunque, ma non si escludono dei veloci acquazzoni sui monti dell'Udinese, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime oscillanti tra i 22 e i 26 gradi. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 14 gradi, massime comprese invece tra 28 e 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.